Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ciclone giudiziario nel comune di Fuscaldo, arrestate dalla Guardia di Finanza 14 persone, ci sono anche il sindaco, il vice e un assessore, 20 gli indagati, l'accusa è di corruzione e tentata concussione nel mirino della Procura di Paola, numerosi appalti tra Fuscaldo e Cosenza. Oltre al primo cittadino di Fuscaldo, nel corso del 2018 sono stati 6 i sindaci arrestati in Calabria. Caos rifiuti alla Lamezia, la Procura emette 7 informazioni di garanzia nei confronti dei responsabili della Multiservizi e della Daneco. Il maltempo mette in ginocchio Capistrano nel Vibonese, l'appello del sindaco intervenite subito, blocco alla strada d'accesso all'acquedotto. Una bomba d'acqua si è abbattuta stamattina nel territorio di Simeri Cricchi, paura tra gli abitanti, i danni sono ingenti. Lucano, ospite alla Lamezia, ha raccontato ad una numerosissima platea il modello Riace, ha parlato dei tentativi posti in essere già dal precedente governo per distruggerlo, di Salvini ha detto, passa la vita a dare addosso ai diversi. Finisce in parità 1-1 allo sci dalla gara con il Carpi, il Crotone ha dominato e sciupato molte occasioni, il punto sta stretto alla squadra di Oddo, intanto il Cosenza prepara la gara di sabato con il Lecce al Marulla. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque la cronaca in apertura, corruzione e tentata corruzione, con queste accuse arrestate 14 persone, tra cui il sindaco e il vice sindaco di Fuscaldo, comune del Tirreno Cosentino, oltre 100 i militari coinvolti nell'operazione Merlino, l'inchiesta della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Paola ha messo a nudo quello che gli inquirenti hanno chiamato sistema Fuscaldo, in cui le gare d'appalto, per lo più affidamenti diretti, sarebbero stati iscritti dalle imprese per i funzionari. I nostri servizi, vediamo. Ci sono gli appalti per la manutenzione del depuratore, il rifacimento di strade, la gestione dei rifiuti e il restauro di chiese, al centro dell'inchiesta che ha portato all'arresto del sindaco di Fuscaldo, Gianfranco Ramundo, per corruzione e tentata concussione. Insieme a lui sono state arrestate altre 13 persone, tra cui il vice sindaco Paolo Cavaliere, l'assessore Ercole Paolo Fuscaldo e anche Michele Fernandez, funzionario del comune di Cosenza che lavora part-time anche a quello di Fuscaldo, coinvolti poi diversi imprenditori. Nell'ambito della polizia economico-finanziaria proseguiamo il controllo sulla spesa pubblica. Vengono analizzati con analisi di rischio gli appalti più di interesse investigativo. In questo senso abbiamo rilevato in questa occasione il comune di Fuscaldo diverse irregolarità su alcuni appalti che hanno coinvolto sia gli amministratori che la componente politica e anche gli imprenditori. L'operazione denominata Merlino svelerebbe un vero e collaudato sistema di accordi clandestini e collusioni per truccare le aste e far vincere sempre le ditte amiche. Sarebbe di più di 7,5 milioni di euro l'ammontare degli appalti e degli affidamenti diretti sotto esame. I finanzieri hanno esaminato migliaia di documenti e sequestrato tablet, telefoni cellulari e anche computer, uno dei quali, acquistato per il comune di Cosenza, è finito alla figlia di uno degli arrestati. Il comune di Cosenza non sarebbe direttamente coinvolto. Per quanto riguarda termine il comune di Cosenza, si tratta, lo ripeto, di singole condotte apprezzabili, almeno in questa fase, sotto il profilo penale, che hanno riguardato singoli soggetti e singole procedure. Stigmatizzate le azioni degli imprenditori coinvolti che avevano frequenti contatti con i politici e che in qualche caso arrivavano anche a predisporre loro stessi le bozze per l'invito alle gare d'appalto. Imprenditori che senza scrupoli, direi, senza remore, cercano di individuare delle strade, diciamo, che li facilitano a danno, a pregiudizio degli imprenditori onesti e anche, direi, del servizio che probabilmente, essendo frutto di un accordo tra il controllore e il controllato, probabilmente è un servizio di minore qualità. Quindi un danno anche ai cittadini e un danno alle casse dello Stato, perché gli appalti, se fuori dal regime di libera concorrenza, hanno un costo più elevato.
C'è il depuratore comunale di Fuscaldo, il cui affidamento diretto vale 1 milione di euro tra le gare pubbliche, al centro dell'indagine della Guardia di Finanza di Paola, che oggi ha portato all'arresto di 14 persone, i soldi tanti, le cifre ricostruite nella mole di documenti esaminati dalla Polizia Tributaria per la realizzazione dei lavori, nel cui elenco figura il ripristino del lungomare della cittadina tirrenica per un valore di 236.000 euro e ancora la gestione di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti in discarica, il cui appalto, anche qui con il conferimento diretto, è pari a 4 milioni di euro, non solo lavori ma anche incarichi professionali. Nel presunto comitato d'affari coinvolto un dirigente del comune di Cosenza. L'inchiesta, partita nel 2017, avrebbe infatti un fascicolo dedicato ai lavori di completamento della chiesa di San Domenico, il cui valore per l'affidamento è stato di 1.920.000 euro. I lavori aggiuntivi, in particolare per l'efficientamento energetico del teatro Orrendano, per 90.000 euro. Burocrati, imprenditori ed amministratori, che è una commistione di interessi. Gli inquirenti parlano di vero e proprio sistema, avrebbero operato in danno dei due comuni. L'inchiesta, culminata con l'operazione Merlino, conta 20 indagati. E con l'arresto del sindaco di Fuscaldo salgono a 6 i primi cittadini calabresi finiti in manette nel corso del 2018. L'ultimo caso è quello di Gianfranco Ramondo, primo cittadino di Fuscaldo accusato di corruzione e tentata concussione, ma prima di lui altri 6 sindaci calabresi sono finiti in manette nel corso del 2018. L'ultimo, in ordine di tempo, Domenico Lucano, il sindaco di Riace, accusato di illeciti nella gestione dei migranti e nell'affidamento del servizio di raccolta rifiuti, che è stato arrestato il 2 ottobre. Ma la lista dei primi cittadini arrestati inizia lo scorso 5 luglio con Arturo Walter Scerbo, sindaco di Palizzi nel Reggino, accusato di abuso d'ufficio, peculato, concussione, corruzione, induzione indebita, dare o promettere utilità, falsità ideologica, tentata truffa ai danni dello Stato. Scerbo è stato posto agli arresti domiciliari e poi rimesso in libertà dal Tribunale del Riesame. Il giorno successivo è toccato invece al sindaco di Aieta, Gennaro Marsiglia, arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di corruzione e turbativa d'asta. Assieme a Marsiglia sono stati arrestati il rappresentante di una cooperativa impegnata nella fornitura di servizi per l'ente comunale e la moglie del sindaco, vicepresidente e dipendente di un'altra società cooperativa fornitrice. Pochi giorni dopo, il 12 luglio, finisce in manette Francesco Scalfaro, primo cittadino di Cortale nel Catanzarese, coinvolto nell'inchiesta denominata Via Colvento, che ha portato alla scoperta delle infiltrazioni dell''ndrangheta nei lavori per la realizzazione dei parchi eolici in Calabria. Vincenzo Rocchetti, sindaco del comune di Guardia Piemontese, è stato invece arrestato lo scorso 30 luglio nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Paola. Insieme al primo cittadino è stato arrestato anche il dirigente dell'ufficio tecnico del comune. Ai due vengono contestati a vario titolo i reati di peculato, falso ideologico e materiale e abuso d'ufficio nell'ambito delle procedure di assegnazione di abitazioni popolari. Il 24 settembre è invece il sindaco di Delia Nuova nel Reggino, Francesco Rossi, ad essere arrestato con l'accusa di associazione mafiosa. Secondo gli investigatori, Rossi sarebbe stato a tutti gli effetti partecipe della Cosca Alvaro di Sinopoli, le cui principali attività di arricchimento illecito sarebbero state legate ad appalti per lavori pubblici. Rossi è l'unico sindaco, a parte quello di Fuscaldo, che è tuttora detenuto. Tutti gli altri invece sono tornati in libertà. Caos rifiuti a Lamezia. Ebbene, la Procura emette 7 informazioni di garanzia nei confronti dei responsabili della Multiservizi e della Daneco. La città di Lamezia, vedete, invasa dai rifiuti. In diverse zone cumuli di spazzatura anche nelle vicinanze delle scuole cittadine. Adesso la Procura ha avviato un'inchiesta sulla gestione della raccolta dei rifiuti e ha emesso 7 informazioni di garanzia per il reato di interruzione di pubblico servizio. La Polizia ha notificato i provvedimenti ai responsabili della Multiservizi e della Daneco, le società che si occupano rispettivamente della raccolta e del conferimento dei rifiuti. La Procura di Lamezia, guidata da Salvatore Curcio, dunque vuole vederci chiaro su quanto sta accadendo, già perché la città versa in una situazione di emergenza proprio per l'enorme quantità di spazzatura presente non solo nelle aree periferiche ma anche nel centro cittadino. I cassonetti sono stracolmi, a terra poi sono accatastati sacchi di grandi dimensioni ma anche rifiuti ingombranti che creano vere e proprie discariche a cielo aperto.
Questo si verifica nelle zone della città non ancora servite dal servizio della raccolta differenziata porta a porta, ma anche nelle frazioni collinari e pedemontane c'è la stessa situazione. C'è il rischio di una vera e propria emergenza igienico-sanitaria. Emblematico quanto accaduto ieri, quando con le piogge torrenziali i rifiuti hanno invaso le carreggiate galleggiando tra le auto. Una situazione grave e allarmante sulla quale adesso indaga la Procura. Il maltempo che mette in ginocchio Capistrano nel Vibonese, l'appello del sindaco che dice intervenite subito oppure blocco la strada d'accesso all'acquedotto. È stata una domenica di piogge intense in tutta la Calabria che ha coinvolto anche la provincia di Vibo Valentia, sia nelle zone marine che nell'entroterra. Isolato il centro di Drape per via di un cedimento del manto stradale sul ponte che dalla strada provinciale 17 conduce alla Paese. Quello che stiamo vedendo è la caduta nei pressi della stazione ferroviaria di Parcheria di un albero che non ha più resistito alla furia del tempo. Per fortuna tutto è accaduto nel momento in cui non c'era nessuno nelle vicinanze. Situazione difficile anche nell'entroterra, dove la viabilità e i limiti del collasso. Dura la denuncia del sindaco di Capistrano e noi, approfittando del ritorno del sole, siamo andati sul posto per renderci direttamente conto della situazione. Alcune strade ormai sono addirittura impossibili da percorrere. Siamo lungo la strada che da Capistrano porta a San Nicola da Crisa. In questo tratto a un certo punto il fiume si è ingrossato a tal punto che è salito in strada, ha letteralmente divelto le spallette di cemento che delimitavano la strada e se le è portati letteralmente via con una forza incredibile. Questa è la strada che da Capistrano porta alla fontana di Castania, che in estate è una zona da picnic, ma soprattutto è quella che collega lungo la fascia ionica della provincia di Catanzaro tra San Vito, Lo Ionio, Cardinale. Come vedete, a questo punto la strada si chiude letteralmente. E questo è quello che era un tempo la strada. Come vedete il fiume ha riconquistato il suo tragitto e ha letteralmente tagliato fuori l'asfalto, non c'è più traccia, scorre solo il fiume qui dove prima c'era la strada di collegamento. Quello che si può vedere dal senso della denuncia del sindaco Marco Martino. Io penso che sia una condizione drammatica, gli amministratori, i sindaci devono far sentire la propria voce. Io l'ho fatto in prima persona, nel senso che durante lo scorso alluvione del 5 ottobre abbiamo avuto la visita del Presidente della Regione, del responsabile della Protezione Civile regionale, però ad oggi, a distanza di un mese, i risultati non si vedono. Il territorio è già martoriato di suo, rischiamo di isolarci. Allora la mia protesta, e sarà un atto di protesta clamoroso, io chiuderò le strade nella zona montana dove c'è il ripartitore idrico Pizio Uniti che fornisce i comuni, affinché anche e soprattutto i manutentori Sorical siano impossibilitati al raggiungimento dell'area. Il Presidente della Regione deve darci delle risposte, non siamo nelle condizioni di poter scherzare, rischiamo di rimanere isolati. E una bomba d'acqua si è abbattuta questa mattina nel territorio di Simeri Cricchi, paura tra gli abitanti e i danni sono davvero ingenti. Vediamo. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del nucleo SEF, dotati come vedete di gommoni, questa mattina a Simeri Cricchi nel Catanzarese, dove la zona residenziale Simeri Mare è stata sommersa da oltre 1 metro d'acqua. Protezione civile, carabinieri e polizia impegnati nel soccorso agli automobilisti rimasti prigionieri in auto. Tutto è cominciato intorno alle 7 con una bomba d'acqua. La stazione meteorologica di Soveria Simeri ha registrato in un'ora una spaventosa quantità di pioggia, temporale che ha ingrossato i corsi d'acqua, provocando l'esondazione del torrente Fegato e dei fiumi Alli e Simeri che hanno invaso strade e case, una violenza che ha costretto molti a ripararsi sui tetti, chiuse le scuole. Le nuvole hanno lasciato posto al sole, restano i problemi, le strade da rendere agibili, le case da liberare dal fango. Le forze dell'ordine, ma anche i civili, i proprietari delle abitazioni cercano di salvare il salvabile, consapevoli che la conta dei danni comincerà dopo le ore dell'emergenza dei disagi pesanti. La strada statale 106 è rimasta chiusa al traffico per alcune ore a causa dell'allagamento, ora è stata riaperta, sospesa la circolazione ferroviaria tra Simeri Cricchi e Sellia Marina sulla linea ionica. Rete Ferroviaria Italiana ha predisposto servizi sostitutivi con autobus tra Catanzaro Lido
Lido e Crotone. Per ora resta la paura e al contempo il sollievo per aver salvato la vita, la consapevolezza che l'ambiente chiede il conto di anni di soprusi, tema che non è più possibile ignorare. E danni e disagi sempre a causa del maltempo anche nel Reggino. Quello che vedete è il torrente Budello a Gioia Tauro. Ieri questo corso d'acqua che negli scorsi anni ha provocato in più occasioni danni enormi con le sue esondazioni è tornato a fare paura. Le piogge recenti, intense e forti hanno alzato il livello del torrente facendo scattare l'allarme. I vigili del fuoco continuano anche oggi a monitorare il fiume. Nel caso di emergenza sono pronti a far scattare il piano di evacuazione per i residenti che hanno le loro case vicine al Budello. Il maltempo, che fino a ieri ha tenuto tutti in allerta, ha impegnato vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine. Una domenica di forte criticità che ha interessato in pratica tutta la provincia di Reggio Calabria. La Ionica è stata flagellata dalla pioggia che ininterrottamente è caduta per 12 ore. Per fortuna solo disagi, non si registrano danni a persone e cose. Preoccupante e con problemi seri è stata la situazione a Reggio Calabria e zone limitrofe, sotto osservazione fiumi e colline a rischio frana. Immagini inequivocabili che si commentano da sole. Ma non è finita qui. Vigili del fuoco impegnati a rintracciare anche un disperso, area di ricerca molto vasta, compresa tra Siderno e Brognaturo. Mimmo Lucano alla Mezzi ha raccontato ad una numerosissima platea il modello Riace, ha parlato tra l'altro dei tentativi posti in essere già dal precedente governo per distruggerlo. Sentiamo. Il procedimento in corso nei suoi confronti e il divieto di dimora imposto dal Tribunale dell'esame gli rendono impossibile il rientro a Riace. Il paese dell'Allopide stenta a vivere la propria quotidianità, schiacciato dalle necessità impellenti e dalla mancanza di una guida forte, ma Mimmo Lucano, ovunque vada, è accolto con affetto, interesse e attenzione. Nel dibattito organizzato dalla Mezia Terme si è confrontato sui temi che gli stanno più a cuore, l'integrazione e l'antimafia. Ho sempre cercato di alzare l'orizzonte per fare qualcosa a livello locale, ma per partecipare a qualcosa di più grande. Dal primo istante noi abbiamo, anche prima di diventare sindaco. Gianni Speranza, ex sindaco della Mezia Terme, difende il modello Riace, si schiera dalla parte di Lucano e definisce un simbolo dell'opposizione democratica. Noi dobbiamo aiutare Riace perché stanno cercando di distruggere l'esperienza che in questi anni ha fatto il Lucano. È un simbolo proprio perché lo stanno perseguitando, ma io non mi riferisco, perché io rispetto la magistratura, lo stanno perseguitando politicamente, il governo, il ministro degli interni, eccetera, e allora lui diventa il simbolo di un'opposizione democratica a queste manovre e a questa ondata che c'è contro tutti i sentimenti di solidarietà che invece si possono esprimere. Ecco, Mimmo Lucano e l'esperienza di Riace diventano il simbolo di una Calabria solidale. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Dopo quasi 8 ore di assedio, Francesco Amato ha rilasciato i 4 dipendenti dell'ufficio postale tenuti in ostaggio a Reggio Emilia da questa mattina e si è consegnato alle forze dell'ordine. L'uomo, originario di Rosarno, è uno degli imputati del processo contro l''ndrangheta al nord. Dopo la condanna a 19 anni arrivata mercoledì scorso al termine del maxi processo Emilia, Amato si era sottratto alla cattura rendendosi irreperibile. La Procura di Catanzaro ha aperto un'inchiesta sulla morte di una bambina di 2 mesi avvenuta nel reparto di rianimazione dell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro. La bambina presentava, secondo quanto si è appreso, numerose ecchimosi in varie parti del corpo. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. I carabinieri di Rendi hanno arrestato una coppia di anziani con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di un 87enne e di una 79enne di Rattarico. I militari hanno perquisito l'abitazione dei 2 anziani, genitori di un uomo già noto alle forze dell'ordine. Nel sottotetto dell'abitazione hanno rinvenuto occultato tra la legna un sacco di plastica con all'interno 26 confezioni in cellophane contenenti quasi 3 kg di marijuana. Per i 2 anziani disposti gli arresti domiciliari. Oltre 1100 piante di cannabis indica di altezza compresa tra 1 e 2 metri, già con le infiorescenze, sono state scoperte dai carabinieri di Platì. La piantagione era nascosta tra la fitta vegetazione. Indagini in corso per risalire ai responsabili.
sono stati sorpresi dai carabinieri mentre confezionavano 13 kg di marijuana, arrestati a San Ferdinando nel Regino un idraulico, un disoccupato e un pensionato che dovranno adesso rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E siamo allo sport, finisce in parità all'uscita la gara con il Carpi, il Crotone ha dominato e sciupato molte occasioni, il punto sta stretto alla squadra di Oddo e intanto il Cosenza prepara la gara di sabato con il Lecce al Marulla. Tutti si aspettavano una vittoria del Crotone, la prima di Oddo doveva essere la gara del rilancio e il Carpi, l'avversario di turno, la vittima sacrificale della necessità dei rossoblù di voltare pagina dopo la sconfitta di Lecce e ripartire con un piglio diverso rispetto alla gestione stroppa. Di possibilità la squadra pitagorica ne ha avute, perché la formazione di Castori, dopo aver punto con Arrighini poco dopo il quarto d'ora, con Cordaz costretto ad uscire e tamponare sull'incursione dell'ex Cosenza, si è rintanata nella propria metà campo, lasciando che Martella e compagni provassero un'infinità di soluzioni alla ricerca del gol del vantaggio. La rete, sfiorata o negata dai riflessi di Colombi, è arrivata grazie al blitz di Molina, bravo a farsi trovare pronto sull'ennesimo cross di Martella. Da qui in poi il Crotone, sia nel primo che nel secondo tempo, ha collezionato una serie di palle gol buttate via per imprecisione o vanificate per la bravura dell'estremo difensore carpigiano. Fenomenale sul tocco ravvicinato di Budimir, un assalto a vuoto quello dei padroni di casa, puniti severamente nell'unica distrazione difensiva. Concas, imbeccato da Mokulu, è riuscito a superare Cordaz con un diagonale precisissimo. L'assalto del Crotone è diventato assedio, spezzato soltanto dai tentativi del Carpi di far passare il tempo con mezzi e mezzucci, una situazione lecita ma irritante, non gestita al meglio dal direttore di gara, che ha fatto saltare i nervi ai padroni di casa. Nel finale espulsi Cordaz e Mokulu e Bagari in campo al triplice fischio. I ragazzi sono stati bravi a cercare di mettere in campo quelle due idee che avevamo dato in questi giorni, a volte sono riuscite molto bene, a volte meno. Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, perché se queste sono le premesse io sono molto fiducioso. La squadra c'è, la squadra risponde, la squadra gioca, abbiamo creato, ho visto prima le statistiche, 17 palle gol. Quando una squadra crea 17 palle gol vuol dire che qualcosa di positivo ha fatto. Poi ovviamente ci sono gli errori, perché è paradossale perdere una partita così, pareggiare, scusate. E pareggiare una... sì, no, perché per me è averla persa una partita così. Ho la stessa amarezza di come se l'avessi persa, come se l'avessimo persa. Abbiamo subito il gol probabilmente nell'unica maniera in cui potevamo subirlo. Loro hanno predisposto praticamente la partita su questi binari, no? Stare chiusi, compatti, e queste palle lunghe, queste spizzate e questi contropiedi. Adesso le previsioni del tempo. La perturbazione che nelle scorse ore ha portato diffuso maltempo si allontana verso est, lasciando spazio ad un campo di alta pressione che favorirà un temporaneo miglioramento del tempo. Domani sereno poco nuvoloso ovunque, con scarsa probabilità di fenomeni. Vediamo ora come si comporteranno mari e venti. Domani mari poco mossi o localmente mossi, con venti deboli sempre meridionali. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. Grazie per essere rimasti con noi, buona serata, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.